Nell'immediato io ho rapporti già diretti con il governo regionale per far sì che Sicilia Acque, che è quella che gestisce però la gran parte dell'acqua potabile che arriva nei nostri serbatoi, possa aumentare quella quota che ahimè però è stata ridotta esclusivamente perché gli invasi sono ai minimi termini, lo sapete bene. Altro stiamo invogliando i vari autobottisti privati a stipulare una convenzione con AICA in modo da poter regolamentare questa distribuzione capillare anche nei vari domicili, ma anche in maniera trasparente. Io il mio pallino è quello, a prescindere dalle fonti che stiamo reperendo nel territorio agrigentino, anche nel territorio della provincia. Della provincia sono 4 le fonti, i pozzi che sono stati già tra virgolette requisiti, ma possiamo dire che sono stati i privati a donarli quindi ad AICA, e i lavori in due dei 5 pozzi già sono iniziati. Io penso che tra i 2 e i 3 mesi potranno essere immessi nelle condotte che arrivano fino ad Agrigento. I 2 pozzi agrigentini che però stiamo cercando di valutare sono quello di Buonamolone e quello in via Solferino, ma il mio pallino, sapete bene, è sempre quello del dissalatore. Sto puntando e sto lavorando tantissimo sulla realizzazione in brevissimo tempo del dissalatore di Porto Empedocle. È vero che il governo regionale ha finanziato già 90 milioni per i 3 dissalatori, Gela, Porto Empedocle e Trapani. A me naturalmente per il mio territorio mi interessa quello di Porto Empedocle. Sto facendo tutto attraverso tantissime vie di poter realizzare, penso che è un sogno definitivo per la nostra città. C'è anche sindaco la nuova rete idrica. Ecco, la nuova rete idrica, molti dicevano che avevamo perso il finanziamento, assolutamente no, questo finanziamento l'abbiamo recuperato noi nel 2021. Nel 2021 finalmente, se voi vi ricordate, col governo Musumeci e proprio il presidente Musumeci è venuto ad Agrigento, abbiamo stipulato quel patto dove il governo regionale si impegnava per la realizzazione dei idrica. Molti dicono ma è una promessa che nel passato gli altri hanno fatto, è vero, però questa volta in più noi abbiamo fatto il bando, abbiamo affidato la gara e abbiamo affidato anche i lavori all'impresa, cioè che si era aggiudicata la gara. Quindi mentre nei tempi passati nessuno mai aveva fatto la gara, il bando, ora invece facendo il bando, facendo la gara e aggiudicando i lavori, nel momento in cui i fondi da un ramo di europei passano all'altro ramo, che poi sono i fondi di sviluppo e coesione, fisicamente arrivano nelle casse di AICA, l'indomani i lavori ripartiranno, perché il RUP è stato intelligente, che nel momento in cui c'era la scadenza dei finanziamenti europei del 2023 ha bloccato i lavori. Bloccando i lavori non si è perso il bando di gara, non si è perso nulla, quindi possono riprendere immediatamente l'indomani che il finanziamento del decreto arrivi proprio nelle casse di AICA.